Si chiamerà piano famiglia e non piano casa, ma si farà in tutte le regioni italiane seguendo il modello veneto. All'incontro di ieri a Roma è stato deciso questo. Ogni giunta dovrà approvare entro 90 giorni una legge per il rilancio del settore edilizio, incentivando gli interventi di ampliamento delle abitazioni e promuovendo la demolizione e la ricostruzione di edifici. 20% del volume, 30-35% della superficie se si abbatte e si ricostruisce con criteri di risparmio energetico. Ovviamente se si abbatte e si ricostruisce ci vuole il permesso di costruire, quindi un intervento dal punto di vista urbanistico che deve avere tutte le caratteristiche della norma e che darà l'amministrazione comunale. Non si potranno ampliare edifici abusivi o in aree di inedificabilità assoluta, ma nei centri storici e nei condomini gli interventi saranno possibili, ovviamente previo consenso dell'amministrazione comunale e della sovrintendenza. Noi vorremmo dare questa possibilità anche a coloro che vivono nei centri storici, ovviamente interviene la sovrintendenza e le amministrazioni comunali se riterranno. Se sono edifici tutelati no, però i centri storici sono una piccola fetta, un francobollo della potenzialità che per i 4.800.000 e passa veneti viene data per poter incrementare il 20% e abbattere e ricostruire. Il piano famiglia infatti si rivolge soprattutto ai proprietari di case singole, villette e capannoni che in Veneto sono la maggioranza e che oggi, se hanno da parte qualche risparmio, non sanno dove investirlo. Io mi rivolgo proprio alle famiglie del Veneto perché invece di pensare a investimenti alternativi o a preoccuparsi del proprio giusto bilancio familiare, dei propri risparmi, investiteli nel vostro patrimonio immobiliare. Tra 10 giorni comunque il governo emanerà un decreto legge ad hoc per semplificare alcune procedure e snellire la burocrazia connessa al rilascio dei permessi, pur garantendo la trasparenza e il rispetto delle discipline in materia di lavoro e sicurezza nei cantieri. Intanto, la bozza di legge veneta è al vaglio della seconda commissione consiliare e già nelle prossime settimane potrebbe venire approvata per la discussione in Consiglio.